Banche Popolari, la denuncia di un risparmiatore che non riesce a completare sul portale telematico l'iter richiesto dallo Stato per ottenere il rimborso. Dopo la truffa, ora lotto con la burocrazia. Giampaolo Gobbo commenta il neonato esecutivo giallo-rosso, è un governo di emergenza tra due forze che rischiano di implodere al loro interno. L'autonomia è un governo che guarda le regioni del sud. Il presidente del consorzio Piave e il sindaco di Casale sono i primi due nuovi membri della giunta dell'ente Parco Sile, eletti ieri sera all'unanimità. 4 colpi in una sola notte, ladri scatenati nel centro storico di Treviso, quasi certamente una banda di ladri che tra martedì e mercoledì notte hanno fatto visita a bar e paninoteche. Camion esce di strada, Maserati finisce nel giardino di un'abitazione, ferito lievemente l'autista, a Castelfranco scontro tra auto, una si ribalta, 4 le persone in ospedale. Mamma sale con il figlioletto su un autobus, il conducente chiede alla donna di chiudere il passeggino, le risponde che non ce la fa a reggere il piccolino, ne nasce una lite, l'autista infuriato la insulta tra l'indifferenza generale. Un vero e proprio museo all'aperto in una delle zone più suggestive dei Colli Asolani, conto alla rovescia per la 20ª edizione di Arte e Natura in programma questo fine settimana. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso, l'avete dunque sentito ora dai titoli, la storia di apertura ci riporta alla vicenda delle banche venete, protagonista un risparmiatore che dopo la delusione per la truffa, la rabbia per il percorso legale, ora c'era la speranza per quello relativo al rimborso dello Stato, verbo coniugato all'imperfetto perché siamo già ad una nuova delusione. Sentiamo. Ho tentato l'accesso al portale ma è difficile. Un calvario senza fine. È quello dei risparmiatori delle banche venete che dopo aver lottato inutilmente per ottenere il rimborso dalle stesse stanno lottando nei tribunali per ottenere giustizia ed ora si trovano a lottare anche con la burocrazia, che nello specifico è rappresentata da questo sito relativo al Fondo Indennizzo Risparmiatori. Aperto dal 22 agosto e con scadenza improrogabile febbraio, doveva agevolare il percorso per quanti non riuscendo ad ottenere i soldi dalle banche ora liquidate saranno in parte rimborsati dallo Stato. Il verbo giusto è però avrebbe dovuto, perché al momento per chi si è misurato col portale si è trovato davanti ad un vero e proprio muro telematico. Per Massimo Pasqualini l'esempio eclatante è un documento richiesto che deve essere portato a Banca Intesa. Ci domandano una documentazione con dei moduli da consegnare presso la banca per avere i titoli richiesti e dei quali la banca si rifiuta di darci tutto il materiale richiesto. Quindi è un... Perché dice di non poterlo fare perché si prenderebbe delle responsabilità. Si percepisce chiaramente lo sconforto di questo risparmiatore che si è appoggiato al suo legale per avere giustizia anche per questo. La prima impressione purtroppo è pessima, il portale è realizzato in modo inadeguato, spesso si blocca, dà dei messaggi di errore assolutamente incomprensibili e impone di ricominciare la procedura da capo e quindi insomma non sarà assolutamente facile riuscire appunto a ottenere l'indennizzo. Insomma, questa procedura annunciata come semplice e veloce in realtà sembra sempre più per i risparmiatori truffati l'ennesimo muro di gomma. Obiettivamente prima forse si atteggiava un sorriso credendo di dover, anche se la corsa era lunga, arrivare a un fine, ma adesso proprio c'è la nebbia totale. Diversa e certamente più caustica la lettura che dà l'avvocato Moschini. L'impressione è che appunto il sito sia stato realizzato in maniera estremamente complicata, che la procedura sia molto difficile proprio per non renderla alla portata del risparmiatore medio. Sarebbe veramente un qualcosa di scandaloso se non si volesse consentire ai risparmiatori di ottenere l'indennizzo. Ed ora la politica con il giuramento, il primo Consiglio dei Ministri del nuovo governo, tra i titolari dei Dicasteri che 3 rappresentano il nord-est e 2 il Veneto. Abbiamo raggiunto pochi minuti fa, al termine dell'ennesima riunione, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, al quale abbiamo chiesto subito quale sarà il futuro dell'autonomia per il Veneto. Sentiamo. Io sono convintissimo che riusciremo a farla, e ne ho parlato anche oggi con il Ministro per gli Affari Regionali Boccia, gli ho spiegato quanto importante è per il Veneto l'autonomia e che cosa vuol dire per questo territorio. Nemmeno il tempo di giurare davanti al Presidente della Repubblica che il neo Ministro Veneto ai rapporti con il Parlamento ha già portato l'autonomia regionale all'attenzione del nuovo governo, un esecutivo in cui l'onorevole D'Incà crede molto perché è puntato più sul fare che sull'apparire. È un governo
governo assolutamente giovane, l'età diciamo media è 43 anni, io ho 43 anni, dove c'è tantissima volontà di far bene, dove c'è la volontà di costruire ponti e di abbattere muri, perché vi è un clima in questo paese di odio che non va bene, insomma, deve cambiare assolutamente, bisogna riportare al centro la buona politica, quella della discussione, anche del compromesso basso rialzo, in cui le persone ci siedono a un tavolo e trovano delle soluzioni e non le trovano invece magari davanti a un mojito o al papete, ma invece si trovano dove serve a dover parlare e a trovarsi con delle soluzioni adeguate per i problemi dei cittadini. Ministro, che sottolinea come il nord-est sia comunque ben rappresentato. Perché vi sono io i rapporti al Parlamento, come diciamo sottosegretario del Presidente del Consiglio vi è Riccardo Faccaro, che è nato appunto nel Trevigiano, e poi di Trieste vi è Stefano Patuelli, che è il Mise, quindi siamo sicuramente ben rappresentati. Il messaggio comunque ai veneti è chiaro, si porteranno a compimento gli obiettivi dichiarati. C'è il desiderio di immediatamente mettersi all'opera per aiutare le imprese e le famiglie, lavorare in maniera tale da poter portare a casa il taglio dei parlamentari già nel mese di settembre e quindi insomma dare conferma di quello che abbiamo detto all'inizio del mese di agosto, cioè la volontà di dimostrare che la lotta ai costi della politica continua ad essere un faro principale per il Movimento 5 Stelle. Il tutto con serietà che un ruolo come quello di guida dello Stato richiede. Quello che si vuole avere in questo momento è la pacatezza, la cultura diciamo di trovare le giuste maniere, i giusti modi che il Presidente Conte ha fatto vedere soprattutto nell'ultimo mese. Ecco, la figura che io oggi con cui mi sono potuto così salutare, confrontare, ascoltare di più sono il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Io credo che quelli siano l'esempio di un'Italia che in silenzio lavora, un po' come fanno i veneti. E sul nuovo esecutivo dice la sua anche Giampaolo Gobbo. È un governo del Sud e per il Sud e non certo un governo per il Nord. Giampaolo Gobbo risponde così quando gli si chiede cosa succederà all'autonomia con il nuovo esecutivo giallorosso, un governo che secondo l'ex segretario nazionale del Carroccio non guarda alle regioni del nord. È un governo che non può essere certamente un governo che rappresenta il nord dell'Italia o le regioni diciamo del nord e non solo, e quindi io credo che questo sia un governo di emergenza e credo anche che sia fra due forze politiche incompatibili fra loro che credo stiano anche internamente implodendo entrambe. Intanto in casa leghista massima fiducia per il leader Matteo Salvini. In quest'anno e mezzo Salvini con il centrodestra è riuscito a portare a casa tutte le regioni del nord, la Sardegna, la Sicilia e altre regioni del sud, e quindi credo e ha dimostrato che determinate situazioni si possono anche fermare e quindi riportare l'Europa a più miti diciamo consigli, parlo di immigrazione. Prima riunione ieri sera a Villa Letizia Treviso del nuovo consiglio dell'ente Parco Sile, 21 i componenti, in gran parte i sindaci dei comuni lungo l'asta del fiume, tra loro sono stati già nominati all'unanimità i primi due componenti della nuova giunta esecutiva. Si sono ritrovati a Villa Letizia alle 18 e dopo poco più di un'ora avevano già eletto i primi due componenti della nuova giunta. Dopo più di un anno di commissariamento è ripartito così ieri sera l'ente Parco del Sile. Come stabiliscono le nuove regole della Regione, sono 21 le rappresentanze nel Consiglio, seguite da 5 componenti la Giunta e tra questi il nuovo Presidente. Primo eletto il rappresentante delle attività produttive, in particolare agricole, all'interno del Parco, nella figura dell'attuale Presidente del Consorzio di Bonifica Piave, Giuseppe Romano. Mi fa molto piacere rappresentare l'interesse del mondo agricolo all'interno di una realtà importante come è il Parco. Poi porto la mia esperienza personale di amministratore del Consorzio di Bonifica, quindi dell'acqua in un territorio. L'esempio pratico è l'intervento sulle devastazioni alle sponde fatte dalle nutrie. E dove interveniamo li facciamo gli argini e nel rifare gli argini mettiamo tutte quelle situazioni, tutti quei composti anche naturali che impediscono alle nutrie di nidificare. Perché i cittadini chiedono all'ente di intervenire sui numerosi problemi sorti lungo il Sile, temi che richiedono alle diverse comunità di dialogare. Lei chi rappresenta all'interno del direttivo?
Ma sicuramente anche i colleghi sindaci che ci sono, gli 11 sindaci presenti nel parco, ma soprattutto secondo me è da rappresentare la comunità del parco, quindi tutti quei cittadini che alcune volte vedono il parco come, tra virgolette, un nemico. Tra i primi obiettivi intervenire sul piano ambientale, la vera bestia nera per molti residenti. Il piano ambientale è un po' vetusto, e mentre gli strumenti urbanistici attuali degli enti hanno già avuto delle migliorie e si sono adattati alle attuali esigenze urbanistiche. Poi sul lato pratico il primo traguardo sarà recuperare risorse. Si ricomincia sicuramente dal grande dialogo con la Regione Veneto. Intanto già ieri si è discusso di una sorta di autotassazione tra comuni per la manutenzione ordinaria come sfalci e pulizia delle rive. Bisogna mettere mano ai propri bilanci, ma per un risultato poi finale per tutti, insomma. Siamo alla cronaca, 2 incidenti, 5 feriti, un camion esce di strada e finisce dentro un giardino. Forse un malore o una distrazione, un camionista è uscito di strada ed è finito dentro il giardino di un'abitazione. L'incidente è accaduto questa mattina in via Molinetto a Maserada sul Piave, una fuoriuscita autonoma. Il mezzo pesante, dopo aver abbattuto la recinzione della casa, si è infilato fra gli alberi, fortunatamente fermandosi a poca distanza dall'abitazione. Ferito il camionista, un cittadino bulgaro di 50 anni. L'uomo è stato portato in ospedale per essere medicato. Sul posto gli uomini del SUME 118 e i vigili del fuoco. Sempre nella mattinata 3 auto si sono scontrate all'altezza di un sottopasso in via Salvatronda a Castelfranco Veneto. 4 persone sono rimaste ferite, tutti giovani, nessuno in gravi condizioni. 2 auto si sono scontrate frontalmente, la terza è finita a qualche metro dalle altre, capovolgendosi in mezzo alla carreggiata. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine. I 4 giovani sono stati portati in ospedale, gravi disagi alla circolazione, il sottopasso è stato chiuso per diverso tempo per permettere il soccorso dei feriti e la rimozione dei mezzi. Sul posto vigili del fuoco di Castelfranco e le ambulanze del 118. 4 colpi nella notte, ladri scatenati nel centro storico di Treviso, quasi certamente una banda di ladri che tra martedì e mercoledì notte hanno fatto visita a bar e paninoteche. 4 furti in una sola notte in pieno centro a Treviso, ad essere svaligiati bar e paninoteche del centro storico. Magro il bottino che si aggirerebbe attorno ai 2.000 euro, ma consistenti sarebbero i danni provocati dai ladri per accedere all'interno dei locali. I colpi tutti messi a segno nella notte tra martedì e mercoledì, ad entrare in azione quasi certamente una banda. A poche decine di metri dal comando provinciale dei carabinieri, preso d'assalto il bar Young di fronte alla cattedrale, dove nella cassa i ladri hanno prelevato 500 euro. 20 euro e una videocassetta invece rubati dall'edicola all'angolo di via Cornarutta. Così è, quello che ti dica, ormai si sente per tutto, speri mai che non vengono da te. In via del Risorgimento ad essere visitato il pub Helmut, dove i ladri avrebbero anche cenato prima di allontanarsi. Tesi smentita dal titolare, che non ha voluto però rilasciare dichiarazioni. In cassa c'erano migliaia di euro che i ladri hanno portato via. L'ultimo tentativo al caffè centrale di piazza Pio X, ma in questo caso le saracinesche messe a protezione del locale sono riuscite ad evitare che i ladri si intrufolassero all'interno, danni che comunque il proprietario ha quantificato per la somma di 700 euro. Hanno solo forzato e rotto la serratura, ma non sono riusciti a entrare perché è una serratura di sicurezza, perciò si è rotta ed ha impedito a loro di entrare. Però i danni sono stati notevoli perché hanno rotto la serratura che bisogna cambiare, però non hanno rubato niente. 3 persone sono state denunciate dalla polizia per aver fornito a cittadini stranieri falsi documenti. Avrebbero fornito false dichiarazioni di ospitalità per ottenere dei permessi di soggiorno a cittadini del Bangladesh e Pakistan che pagavano somme comprese tra i 100 e i 200 euro, poi questi venivano registrati come ospiti di case disabitate o addirittura di ignare famiglie trevigiane. Autori di tutto questo 3 persone, 2 italiani e un pakistano, che sono stati denunciati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, falsità ideologica commesse da privato in atto pubblico e uso di documento contraffatto o alterato. A ricostruire il piano dei 3 gli agenti della squadra mobile di Treviso, insospettiti da un anomalo flusso di richieste di ospitalità dirette tutte verso le stesse residenze. A quel punto i poliziotti hanno ricostruito a ritroso l'esistenza di una rete i cui componenti fornivano agli stranieri i documenti falsi.
Ed ora la storia di una madre che sale con il figlio piccolo su un autobus della società di trasporto MOM. Il conducente chiede alla donna da regolamento di chiudere il passeggino, ne nasce una lite perché la mamma risponde che non ce la fa a reggere il piccolino e potrebbero cadere entrambi. L'autista infuriato la insulta tra l'indifferenza generale. Sale con il bambino il passeggino sull'autobus dell'azienda Mobilità di Marca di Treviso e il conducente le chiede di tenere il figlio in braccio e il passeggino chiuso, come previsto da regolamento. Ma la donna risponde che non ce la fa a reggerlo, ma ha anche paura che un'improvvisa frenata possa farli cadere entrambi. Ne nasce una lite, il conducente perde le staffe e incomincia a insultarla. Il tutto tra l'indifferenza generale. Solo dopo diversi minuti un passeggero si alza cedendole il posto. Il battibecco avviene su un autobus di linea che porta all'ospedale. Sembra finita lì, ma invece di proseguire la corsa, l'autista riprende a provocarla quando madre e figlio scendono alla fermata. Lei non si perde d'animo e scatta una foto alla targa, facendo infuriare ancora di più l'uomo che dal posto di guida l'apostrofa in malo modo. Il presidente dell'azienda dei trasporti di Treviso ha detto che esiste un regolamento e questo regolamento è per la sicurezza sugli autobus. Io allora chiedo in quale maniera un bambino possa essere al sicuro tra le braccia di una mamma che molto spesso viene anche lasciata in piedi, perché comunque l'autista che si premura tanto di obbligarti a togliere il bambino dal passeggino non si preoccupa di chiedere a qualcuno di alzarsi. E anzi, nel momento in cui io ho fatto presente questa cosa all'autista, io ho chiesto ok, ma mi dica, io lo prendo il bambino, ma lei mi dica dove mi devo mettere, mi ha risposto che non erano affari miei. Una brutta storia di inciviltà e regole da rispettare sugli autobus che cambiano da città a città. In questo caso, per l'azienda di trasporto trevigiana, le mamme dovrebbero sistemare il passeggino nello spazio riservato ai disabili e se l'autobus è pieno è lasciato al buon cuore del passeggero far sedere chi in difficoltà. Il regolamento della nostra azienda, ma di tutte le aziende di trasporto pubblico, è indicato che il passeggino deve essere chiuso per problemi di sicurezza, per evidenti problemi di sicurezza. Il problema è questo, che il nostro dipendente, se si è rivolto in maniera ineducata, sarà nostra premura intervenire con i provvedimenti del caso. Quindi il nostro dipendente deve informare l'utenza in modo educato, nel modo costruttivo e spiegare all'utenza il sistema, il modo in cui si usa il mezzo pubblico. Cambio della guardia al provinciale dei Carabinieri di Treviso. Dopo 3 anni, il 9 settembre prossimo, il comandante Gaetano Vitucci andrà a Roma. Il nuovo sostituto arriverà dalla Calabria, si tratta di Gianfilippo Magro. Dopo 3 anni lascia la Marca, cosa ricorderà di questo territorio e soprattutto come lascerà la città e la provincia? Treviso è lascerò Treviso come una città, una provincia sicura. Treviso è stata una realtà unica per la sua bellezza, per la ricchezza del suo territorio e soprattutto delle sue comunità. Ricchezza a 360 gradi, sia sotto un profilo economico-finanziario ma soprattutto sotto un profilo culturale, sotto un profilo valoriale. Sono stati 3 anni intensi, 3 anni veramente di complessità a 360 gradi, ma l'Arma di Treviso ha avuto anche un grande impegno nel sociale attraverso le sue stazioni carabinieri, dove alla fine è stato fatto un grande lavoro proprio di impegno sociale, di ascolto delle comunità, dei cittadini, e mi piace ricordare poi in questo impegno anche le 2 aule dei 2 uffici per le audizioni protette che abbiamo ideato ma soprattutto poi inaugurato recentemente rispettivamente a Conegliano e a Vittorio Veneto. Spazio Famiglia apre a Treviso, gratuito punto di riferimento per giovani coppie e genitori. Si chiama Spazio Famiglia, si trova a Treviso, è il nuovo sportello gratuito dove giovani coppie con o senza bimbi o figli con genitori anziani da accudire possono trovare consulenze e informazioni in ambito sociale, sanitario, educativo e scolastico, fiscale e legale.
servizi al centro del più ampio progetto Treviso per la famiglia, voluto da Cassugana. Qualunque domanda, dubbio, anche un momento di confronto su genitorialità, ho bisogno di sapere quali sono i centri estivi, i servizi di studio per i ragazzi, non so come compilare qualche modulo per ottenere un buono dei libri, ecco, mi rivolgo a Spazio Famiglia e poi Spazio Famiglia mi farà da orientamento, o mi dà le risposte immediatamente oppure sa indirizzarmi a quello che è il servizio attivo in città più utile per rispondere alle mie esigenze. Lo Spazio Famiglia ha sede in via Alzaia 121 nel quartiere Fiera a Treviso appunto. La gestione dello sportello affidato dal comune alla cooperativa La S in connessione con i servizi sociali, punto di riferimento anche per l'emersione delle difficoltà individuali legate al difficile ruolo di genitore e anche per capire cosa manca nel territorio. È possibile venire con i propri bambini, poterli allattare, cambiarli, c'è uno spazio anche di gioco per i bambini e le famiglie possono in tutta libertà essere ascoltate e essere orientate rispetto a tutte le attività presenti nel territorio. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. C2. Siamo tornati nuovamente in studio, un vero e proprio museo all'aperto in una delle zone più suggestive dei Colli Asolani, conta la rovescia per la 20ª edizione di Arte e Natura. Un percorso di 1,5 chilometri in uno degli angoli più suggestivi dei Colli Asolani, un vero e proprio museo all'aperto dove i visitatori potranno ammirare ben 40 opere fra affreschi e sculture. Parte così sabato 7 la 20ª edizione di Arte e Natura. Questa è una festa unica perché c'è pittura, scultura, musica e poesia dall'alba al tramonto e voglio dire che chi viene trova l'artista che lavora, trova come si crea l'opera d'arte, nel momento in cui arriva trova l'artista che lavora, questo è importante. Partenza dal borgo di Costalunga per arrivare fino a Bocca di Serra passando per Costalces. Da non perdere durante questo percorso tante testimonianze d'arte e storia come la bellissima chiesetta di San Martino del 1100 nel quale sono presenti un ricco apparato di affreschi decorativi di Marco Melle. Gli amanti della natura potranno percorrere invece alcuni sentieri suggestivi con scorci panoramici unici. Quest'anno anche una novità. Quest'anno abbiamo fatto un libro che raccoglie 200 foto di 20 anni di arte e natura, quindi quest'anno il sabato sera abbiamo la presentazione del libro nel posto magnifico The Music Country House che è vicino a Castelces. Una villa davvero particolare. Il proprietario, che è un musicista, ha creato un parco con tutte opere in ferro battuto, ferro vecchio, riciclato e in più un'opera di Benetta che è un violino alto quasi 6 metri che suona all'alba. Appuntamento dunque per il 7 e l'8 settembre a Cavaso del Tomba fra cultura e natura, ma non mancherà anche uno stand gastronomico per assaggiare i piatti tipici. Ed ora siamo alla nostra pagina da Bellone Provincia. Una tragedia senza ancora un perché, un bambino di 3 anni è morto questa mattina a Valle di Cadore. Il piccolo, secondo le primissime notizie, lamentava mal di pancia già da ieri. Questa mattina la situazione è precipitata, tutto il paese è sotto shock. Un bimbo di appena 3 anni è morto stamattina nella sua casa a Valle di Cadore. Le cause sono ancora da accertare. Una tragedia pazzesca, dice commossa la sindaca di Valle Marianna Offer, che ha appreso la notizia da una dipendente comunale. Il suono prolungato della sirena dell'ambulanza dell'ospedale di Pieve di Cadore alle 8 di questa mattina verso la casa dove il piccolo viveva con la mamma e mezz'ora dopo l'arrivo dell'elicottero di Treviso Emergenza ha fatto subito presagire il dramma. Secondo quanto riferisce la sindaca, il bambino da ieri lamentava dolori di pancia. Se ne erano accorte le suore dell'asilo dove Marco Dell'Ongo era arrivato per la prima volta e forse questa concomitanza potrebbe avere sviato l'attenzione.
Il malessere sarebbe proseguito per tutto il giorno, ma non al punto da allarmare la mamma. La situazione invece sarebbe precipitata all'improvviso stamattina. La madre ha chiamato la centrale operativa del 118 di Pieve di Cadore e l'intervento dell'ambulanza è stato tempestivo. Vani i tentativi dell'anestesista che ha cercato senza riuscirvi di rianimare il piccolo. Subito sono stati informati i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della mamma e informato la procura di Belluno. Il corpicino del piccolo Marco è stato trasferito all'ospedale di Belluno per l'esame autoptico disposto dalla magistratura, che ha aperto un fascicolo al momento per atti relativi. Gli accertamenti dell'anatomopatologo stabiliranno le cause del decesso. Sembra che da oltre un anno il piccolo Marco era seguito per questi improvvisi mal di pancia, di cui non si riuscivano a trovare le cause. Dolore, sgomento e incredulità a Valle di Cadore, dove la famiglia del bambino è conosciuta. Lo vedevo spesso a passeggio col nonno, dice Marianna Ofer, che ci ha riferito lo shock dell'intera comunità. Un tavolo urgente al Ministero dello Sviluppo Economico è stato chiesto d'urgenza all'assessore regionale al lavoro Elena Donazzano. Occorre verificare subito gli impegni assunti dalla proprietà cinese per il mantenimento e lo sviluppo del sito industriale di Mel. La partenza per la Cina della consorte del principale dirigente di Wanbao ACC pare essere stato il segnale incontrovertibile dell'inizio della fine per lo storico sito industriale della Val Belluna vocato alla componentistica per la refrigerazione domestica. Sarebbe stato il governo cinese, cui il colosso Wanbao deve fare riferimento, ad avere dato chiare disposizioni. Senza risultati si torna a casa. E così potrebbe essere stata la sintesi del colloquio che Mr. Lu, amministratore delegato di Wanbao ACC, ha esposto all'RSU che ieri l'hanno incontrato. Riduzione dei volumi produttivi e di impegno finanziario. Fine dell'esperimento nato poco meno di 5 anni fa sotto l'egida della bandiera della Repubblica Popolare Cinese, che sulla ACC aveva riposto le migliori intenzioni. Immediato l'intervento dell'assessore regionale al lavoro Elena Donazzana. Trovo molto grave che la società cinese, dopo aver sottoscritto al Ministero dello Sviluppo Economico degli impegni, tra cui l'aumento di volumi, l'investimento in ricerca, abbia chiesto al territorio e a noi di partecipare ad una sofferenza che era quella della riduzione importante del numero di lavoratori, oggi decida che no, non ce la fa e va via. Io chiederò al governo di incidere anche in campo diplomatico, non è più sufficiente fare solo politiche industriali o del lavoro. Già domani partirà una sollecitazione nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, visto che adesso si è riattivato il governo, e perché pretendiamo immediatamente la convocazione dei cinesi ad un tavolo con noi a Roma. In stretto raccordo con il sindaco di Borgo Valbelluna Stefano Cesa e con l'unità regionale di crisi è stata decisa la convocazione d'urgenza per il prossimo 11 settembre del Consiglio di sorveglianza, che rappresenta tutte le parti istituzionali e sociali del territorio bellunese e l'assessorato regionale al lavoro. Sollecita un intervento immediato dell'esecutivo che si è insediato oggi a Palazzo Chigi la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton, il cui auspicio è che l'apertura della Via della Seta da parte del presidente Conte dalle parole si traduca in fatti e che ci sia reale cooperazione. 270 i lavoratori attualmente occupati nel sito di Mel, 6 volte in meno di quelli dei tempi d'oro dello stabilimento, il cui declino inesorabile è ricaduto sull'intera collettività. Le notizie della crisi dell'azienda di Mel, che vi abbiamo anticipato nel telegiornale di ieri sera, si sono concretizzate nell'assemblea di fabbrica. L'azienda rilevata 5 anni fa dalla società di proprietà del governo cinese ha annunciato di chiudere i battenti. In fabbrica è piombato il gelo. Non c'è pace? No, non c'è pace. Non è giusto, penso, anche per noi, perché ormai da tanto tempo. Avevate fiducia 5 anni fa? Credo di sì, parlano, poi non. Queste sono le conclusioni. Le 14 sono passate da una manciata di minuti qui davanti ai cancelli della Wanbao ACC di Mel. Si respira grandissima amarezza, grande tristezza tra i lavoratori che ieri durante l'assemblea con le rappresentanze sindacali hanno appreso le drammatiche notizie che da qualche ora già nella giornata di ieri avevano iniziato a susseguirsi, e sul futuro di questa storica fabbrica di Mel incombe ancora una volta l'incubo della chiusura, scongiurato 5 anni fa dopo l'ingresso di Wanbao, che ricordiamo è di proprietà pubblica della Repubblica Popolare Cinese. È stato un po' improvviso, è stata un po' una notizia improvvisa, anche se l'aria un po' si sentiva un po' dentro che non era più
Siamo ancora da capo, alla fine come 5 anni fa, o anche peggio, perché comunque minacciano la chiusura. È proprio una situazione un po' pesante, infatti anche ieri affrontare le 8 ore dopo l'assemblea è stata dura. C'è da pensare, non è mai da finita perché c'è da pensare alle famiglie, siete quasi in 300 ancora qui dentro. Tutti con le famiglie e anche in 2 a lavorare qua. Non ci sono parole, non ce ne sono. È una bella botta, molto brutta. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10, ospite in studio Vanna Giantin, segretario FINP CISL Veneto. Questa era l'ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. Un nuovo impulso fresco proveniente dall'Atlantico entra in azione sul nostro territorio. Il tempo dunque risulterà perturbato nella giornata di venerdì 6 settembre, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di tempo spiccatamente instabile, come vediamo, con piogge e temporali localmente anche forti e non si escludono delle grandinate. Le temperature inoltre tenderanno a calare e le minime insomma saranno comprese tra i 15 e i 21 gradi, le massime invece risulteranno comprese tra i 23 e i 26 gradi, dunque un clima lievemente più fresco. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo peggiorerà anche qui con precipitazioni che si faranno via via più diffuse in giornata e localmente potranno essere anche intense. Anche in questo caso le temperature saranno in lieve calo, le minime saranno comprese tra i 17 e i 20 gradi, le massime tra i 24 e i 26 gradi. Situazione identica sul Trentino Alto Adige, dove la perturbazione investirà anche la nostra regione, con piogge un po' dappertutto. Temperature minime sui 16 gradi, massime oscillanti invece tra i 23 e i 24 gradi. Bene, dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.